Come ho già anticipato, mi prendono 5 minuti iniziali per annunciare una cosa di interesse che si riallaccia a uno dei temi di stamattina, esattamente il primo, quello della professoressa D'Angelo, che parla della cultura di Giuseppe La Farina e come si è formata la cultura che sappiamo avere avuto. E allora una cultura che comincia, come per tutti i giovani, ondeggiando, diciamo, oscillando sugli interessi più vari, dalle scienze alla filosofia, alla medicina, all'anatomia e quant'altro. È un'oscillazione che è assolutamente naturale in un giovane di quell'età, è appena 15 anni entra nell'Accademia di Carolina, ci è stato ricordato stamane, e nonostante queste caratteristiche prettamente giovanile, lui si mette con impegno e serietà in ciascuno di questi interessi, dando segni evidenti di averli coltivati. Tra questi interessi, quelli scientifici non mancano di certo, e non si può negare che un'influenza diretta su queste sue tendenze gli derivi dal padre. Il padre è prima di tutto uno scienziato, è un professore di matematica, ma è anche archeologo, antiquario e tutto quello che sappiamo. Quindi, comunicato di questo interesse, non si può non immaginare interessi analoghi in Giuseppe La Farina. Allora, qual è l'interesse che a me preme mettere in evidenza in questi 5 minuti, che spero siano proprio 5, che mi prendo ora, tanto come aperitivo di quello che segue, e l'interesse proprio per l'anatomia. È un interesse che trova una testimonianza veramente forte in parole scritte da Elterio Lizio Bruno, in un testo importante che Lizio Bruno ha elaborato più volte. Devo dire subito che non ho fatto una conversione tra le varie edizioni di questo testo, ma un'ultima è apparsa nel 1905 nell'archivio storico messinese e riguarda un esercizio di filologia praticato da Lizio Bruno sul tema del Petrarca e i rapporti con l'amico messinese Tommaso Caloira. Come forse ricorderete, c'è un sonetto famoso di Petrarca che celebra il Tommaso Caloira, a lui premorto da circa una trentina d'anni, come quel tale che ornò Bologna e che or Messina impingua. Per quanto impinguasse Messina, morto il Caloira è stato seppellito in una tomba sita nel convento del Carmine, nella chiesa del Carmine, tomba che presto i frati hanno convertito dal suo uso, fregandosene dell'illuso sepolto messo là dentro. Come? Questo vizio dei frati carmelitani è un vizio che tarda a morire poco tempo dopo, circa un secolo dopo, forse di più. 1543 è una data supposta di morte di Polidoro, ma forse è morto qualche anno prima, e in ogni caso Polidoro, Caravaggio, è stato seppellito nella chiesa del Carmine a Messina, e anche questa volta i frati hanno convertito dal suo uso la cassa marmorea, buttando via le ossa nel Deculius. Cosa succede? A proposito di questa mancanza di rispetto per le tombe che i frati mostrano così evidente, o hanno mostrato nel tempo non essere una cosa di particolare interesse per loro, c'è una testimonianza esterna di Lizio Bruno che dice: io pure mi ricordo che in gioventù, nel 52, nel 53, 1852, 1853, trovandomi in casa La Farina, ho visto un tessio enorme, pieno con una fettuccine di carta incollate nei parti, con scritti in caratteri minutissimi i nomi delle parti anatomiche con queste fettuccine facevano riferimento ad essere incollate in quel punto e non in un altro. Mi è stato detto che queste cose derivano agli studi che Giuseppe La Farina faceva a quel tempo di frenologia. Forse ricorderete che la frenologia è lo studio di quelle caratteristiche del carattere umano, delle tendenze, delle doti intellettuali di un uomo in rapporto alla conformazione del carattere. Siccome era una pseudoscienza chiaramente, però che era molto praticata, anche Giuseppe La Farina è stato sedotto da questa parola strana, frenologia, e ha praticato i suoi studi proprio su questo testo. Una cosa che è un po'
strana per me è la formazione successiva di Vizio Bruno, cioè che quel tessio appartenesse al sommo Maurico, il secondo Archimede in Sicilia. Io non crederei molto a questa, scusa un attimo, vorrei leggere esattamente il brano perché non... E lì a vedere un gran teschio su cui erano attaccate delle striscioline di carta, ove in carattere minutissimo l'insigne Giuseppe che la famiglia aveva fatto i suoi studi frenologici, con lo scrivere di nomi anatomici corrispondenti ai punti del teschio, e seppe allora che era stato sottratto nella collegiata chiesa di San Giovanni al sepolcro del secondo Archimede, che sono l'epiteto famoso di Maurico. Francesco Maurico, Gloria Somma d'Italia, il quale sepolcro è nella navata destra della chiesa anzidetta. Ho quasi finito e finisco commentando queste cose. Non ho certamente ragione di giudicare nella buona fede di Vizio Bruno, e tuttavia le perplessità rimangono tutte. È possibile che per lavori successivi al terremoto del 1783 siano resi necessari in quella chiesa interventi tali da richiedere l'apertura e lo smontaggio temporaneo di quella tomba, consentendo così con una custodia del poco risibile come quella di Carmentano nella loro chiesa il trasudamento di quel tessio. Le mie indagini su questo argomento non hanno trovato finora nulla che suffraghi la tesi esposta da Vizio Bruno, ma neppure argomenti altri che lo agevoliscano in via definitiva. Il mio intervento è totale sia a sottolineare certi interessi del giovane della storia, ma anche a porre una questione che a mio giudizio merita tutta l'attenzione nel caso, poiché non credo sia mai stata affrontata dagli storici dell'arte o da chi si è occupato dei restauri in San Giovanni di Malta, seguiti dal 1783, sempre che predevano che siano stati fatti. Io quindi